piacere accogliere oggi a Giorgio e Zerbi. Allora, io dico due parole in foglia per dire come lo si è passato a fare. Parlo a nome mica del centro culturale, ma di estendere di creatività. Abbiamo una missione che è radicata al centro culturale e ringrazio il direttore del centro culturale da accogliermi allo stesso tempo che l'accoglie a voi e gli intervenenti. Per dire che avevamo invitato, io ho avuto l'idea di invitare Giorgio e Zerbi perché mi pone un problema, voglio dire subito perché, mi pone un problema, ecco, ma un problema interessante che ci interessa a tutti. E allora, è stata passata così, due tempi. Ci sarà un primo momento che Giorgio e Zerbi da rispondere alle domande di Guido Guvenigni che l'ha studiato da A a Z, che Giorgio non ha più nessun mistero, non c'è più nessun mistero per lui. E poi nel secondo tempo abbiamo da provare a allargare la riflessione a un fenomeno che è quello di un rapporto tra la lingua corsa, l'universo corso e la produzione romanzesca, diciamo le cose così. Vedremo se riusciamo a fare una riflessione particolare per guardare ciò che è fatto in lingua corsa, ciò che è fatto in lingua francese. Questa diceranno gli intervenenti. Allora, quale c'è qui, guardo sul tavolino, c'è Giorgio dunque, e Guido che hanno parlato in un primo tempo. Dopo, partendo da qui, c'è dunque Paolo De Santi che sappiamo che lo riflette assai alla letteratura, dunque l'abbiamo domandato di dare il suo parere. Dopo c'è Giacomo Fusina, Paolo Filippi, ma ci sono di noi in sala che potranno intervenire in questa tematica così. Allora, Guido ha principiato presentando a Giorgio e dopo piglierà in lingua all'anno e meglio per animare la seconda parte. Io voglio dire solo in due parole perché chi mi pare interessante di invitare Giorgio al di là dell'amicizia e poi dopo di alcune scienze che abbiamo di sua opera che ci pare evidente, ma infatti quando si riflette non è mica così evidente perché è una persona che giunge a scrivere il suo primo testo in lingua corsa a un'epoca, a un'età che è piuttosto rara in Vanna, posto che mi pare che non sia dopo 50 anni. Allora, quando si pensa che Rimbaud ha scritto questo, c'è da domandarsi come che Giorgio ha aspettato tanto, vedete? Dunque, l'idea è questa. E allora, un romanzo, la scrittura di un romanzo di prosa, Benedino, un genere che di regola è presentato piuttosto come un risultato di un'ondatura più lunga. E allora, da poi che l'ha scritto ne pochi, questo che tre sono esciuti e mi pare che ce ne sia due che aspettano. Uno finito. Allora, no, c'è da parlare di tutto. Dunque, vabbè, avete la parola. Allora, Giorgio De Zerbi è stato presentato, non c'è più bisogno di dire il suo nome. Io, per ciò che gli ho fatto di conoscerlo, passato già, non so se tra di voi ci sono che non lo conoscono mica, ma per conto mio un regretto per una cosa e non averlo conosciuto un altro. Boh, qui è detta, che vi dica che noi ci siamo trovati assai somigli. Non so da che la dane, non è così. Mica di formazione, che essendo dato che lui è professore aggregato dell'università e io della scuola di Zia Beppa, dunque non ci siamo mica scontrati a questo momento, peccato. Oh, ma voglio parlare di somiglie più profonde,
quelli di sentimenti che facciano più agiate in relazione tra l'uomo, a maniera semplice, spudica, di discorrere e di far parlare da visi, senza andare a cercare termini scelti e soggetti complicati. L'avete inteso di no? Penso a CFM un'emissione che si chiama Il Food Opera. Sapete tutti che Giorgio è capace di dirvi quando Tito Gobbi ha fatto una valzanota alla Scala di Milano e Ubuntu stesso dove l'ha fatto. Che dopo c'è stata una specie di rivoluzione, noi carugliano, c'è tutti i carabinieri e lui spiega tutto chi c'era. E poi l'hai conosciuto? Sì. E io l'ho conosciuto. E a me mi ha invitato a pigliare un caffè e mi ha detto dammi nove di Giorgio De Zerbi. E io ho detto sempre pastiglia, ma non gli stiamo. Dunque, vedo che per dire che quando si parla d'opera, se va a vedere un risegnamento qualunque, domandare, l'indirizzo è qui. Un piacere che ho con Giorgio è di leggere ciò che lo scrive. A paragone di questi momenti quando si rimane nei zoologhi, come ci ritrova l'accento non parlato, i profumi di azidellina e il suo istinto nostrale che so è marche indelebile di uno stress e radiche della nostra cultura. Ben inteso, i romanzi di Giorgio De Zerbi l'avete sicuramente letti, il primo è stato L'ultima pagina e in seguito Rimedio io con la voce. Ci si ritrova non solo una maniera di parlare di cose passate, ma un fatto societale, e questa è importantissima per via che i personaggi quando gli si dà la parola e che non esistono più, è una cosa che non è mica sempre facile a spiegare e a scrivere, ma Giorgio ha sa e ci si trova assai piacere a leggerlo. Ma ciò che mi preme più è di parlare di cosa c'è stasera a teatro, con l'accento vastiaccio, ecco un libro che lui vuole leggere con l'accento di vastiaccio, mica tutto il mondo non ha mica l'accento vastiaccio, no, ma anche io, ma quando si legge il testo di questo libro ci si ritrova non solo il parlato, ma ci si ritrova l'ambiente, l'odore, c'è tutto ciò che fa un succhio di ciò che noi diciamo ancora, che in Bastia c'è un parlato in ogni quartiere a sua maniera. Quando in cittadini dicono mi sono fatto un chinco no scalino, in un luogo in Bastia non si parla così, si dice un scalino dappertutto, ma in cittadella dicono un scalino. Dunque quando si trova in un libro come quello di Giorgio su succhio di una società che oggi quanto a me, se non esiste più, entra di modo di scappare, il piacere è doppio. I personaggi soperi, l'ambiente spudicamente e magnificamente messo in scena, con una scrittura degno di Lestro o più usadaresco che sia. È così che l'ho vissuta. Posso dire una cosa, che quando ho finito di leggere un libro, ho riprincipiato la prima pagina, l'ho letto 2 volte. Un'amica germana, a sorella che mi dicerà il contrario di Lestro spiritoso di A Famiglia, e mi ho ricevuto settimana passata Giuseppe Turchini, un nipote, e hanno tutti gli stessi ADN della famiglia, questo è sicuro. È un piacere. Dunque, per concludere voglio domandare a Giorgio a quando il prossimo. Allora, la domanda j'aurais pas farla a Jean-Jacques Colonna d'Istria, perché dunque a Diabubone mica un manoscritto che oramai non si scrive più a mano, ma dunque a Diabubone il testo che ho fatto, e penso che se
d'accordo se là il tempo e penso che fra qualche tempo il libro potrà esce. Dunque, ecco per il futuro. Ti ringrazio Guido di aver specificato, spiegato, chiarito appena tutto l'affare di Bastiglia. Allora, hai detto che hai ritrovato il studio, l'ambiente che ti hai conosciuto anche tu, posto che si è campato anche tu in Bastiglia qualche tempo. E ti dice Radio, c'è qualcosa che ha raccontato una storia, un salvatoio che mi è accaduto che tanto. Un giorno mi ha chiamato un amico che non è mica lettore, è molto meno lettore di lingua corsa, e mi ha chiamato e mi ha detto: "De volte a gente assai ti chiamano per felicitarti, per complimentarti di un libro che ti hai fatto, o l'aiuto, sono stato contento di leggere, ti complimenteggio, ti feliciteggio." E lui mi ha detto: vuoi felicità? Sì. No, ma ti voglio ringraziare soprattutto, mi ha detto. Ti voglio ringraziare perché ho ritrovato, ma non è mica possibile, ho ritrovato perché io stavo, e lui parla, io stavo sopra una cantina in Bastiglia, in terreno, e tutto cosa conti in questo libro, la giuntesa di giorni e giorni e giorni, e a quell'epoca mi campavo di sentire tutti questi buttati e tutte queste chiacchiere, e mi sono campato lo stesso con il libro. Allora ti voglio ringraziare, che la voglio ringraziare anche io, e dunque se tu vuoi un chiarimento, che mi ha fatto piacere, perché senza fare una critica profonda di un libro o di l'opera, è stato capace di dirmi tutto ciò che lui ci ha trovato un dritto, e questa è sicura che si risente, e gli autori sono contenti quando sono riconosciuti dai suoi lettori. Penso che quando si scrive non si sa mica ciò che un lettore ha da pensare, ma un ritorno, e ne parlavamo con Giacomo, lo più importante per quello che scrive sarebbe a un momento dato di sapere ciò che qualunque lettore ha risentito, e come infine anche uno se l'ha criticato o qualcosa non le è mica piaciuto. Ci vorrebbe che un ritorno sia fatto. Se non c'è mica il ritorno, è quanto è che non si sapessi nell'acqua. Ma vengo per dire che non solo questa è venuta quando Roger Maestracci ne ha parlato con Orlando Coriola, ha detto: vieni, vengo a leggere questo libro, qui c'è una pezzo di teatro, ma niente va a fare. Bene, che ho un lavoro di dialoghista che è tremendo, per via che i personaggi sono veri, più che veri uno come l'altro, e questa c'è da che sorte una pezza di teatro. L'hai avuto l'idea o no? No, non ho mica avuto l'idea quando ho cominciato a scrivere. Ho fatto sì che il soggetto, l'argomento si sviluppasse mica solamente attraverso i commenti o le descrizioni, ma con la progressività o progresso di suo dialogo. E dunque si può capire cosa le so queste persone quando tu leggi un dialogo di persone, e a poco mi è parso se persone abbiano più importanza, più volume, e dunque quando era in pieno dialogo, dopo 10 o 15 o 20 o 30 pagine, non so mica, ho pensato che infatti
l'affare si assomiglia di più a una pezza di teatro che è un romanzo come sta l'abitudine poi mica dicono un micro romanzo è la sicura, ma c'è su dialogo che ti face pensare a un'epoca di scene e hai rimarcato a Zaira che le scene sono corte e così un lettore può seguire meglio l'avanzamento di storia, anche se parecchie volte c'è una seguita logica per la sicura, ma può va si capitoli so ogni volta come una scena o un atto o un teatro, hai ragione. E ci ho pensato dopo, penso che allora, ne parlavamo a tavolino di prima con Giacomo e con te, non credo mica di conoscere abbastanza la tecnica per farla, mica per leggere o per spiegarla, ma per farla la tecnica di un teatro. Ma si capisce che potrebbe sboccare o una pezza di teatro o una specie di film o di scene che si seguitano. E ti dice Ragno, su l'affare di un teatro, cosa ti hai detto qui la prima volta che si vede non è mica in questo libro, né un primo libro, l'ultima pagina, quando a zia aveva bene a fare tutta questa scena in piazza, non so mica se tu ti ricordi, ha calcolato tutto perché vuole sapere la verità e dopo la messa ha messo in scena un po' di persone e ha detto poi mandatemi tutta la gente quella non da muraglietto dove leggiso i giuroni che dicono tanto male di gente e io agli ascuri merdalli in pubblico e sapete così allora c'è un autore che mi ha detto mi è piaciuta questa scena posso dire quelli lì posto che io ha parlato di Marco Biancaretti che mi ha detto ho pensato che questa scena così e la scena quando un zidello di intreccia di forze di mole sono due scene che mi sono piaciute assai perché hanno questa caratteristica sintomo di un teatro e dunque penso che forse senza conoscere la tecnica o senza averla mai adorata in un libro penso che ci siano soprattutto qui in questo romanzo ma pure in degli altri a un momento dato ci sono pagine che potrebbero servire d'appoggio a una creazione teatrale molto più che a tagliatura in piccoli capitoli corti, non solo, ma c'è anche la tagliatura di su casale da un piano all'altro. Si vede che da un piano all'altro c'è una vita sfarente, ci sono gente che si incontrano o si scontrano, ma questi di noi si trova come tagliato una scena non dall'altra. E quando uno va dall'altro il dialogo scambia, ma c'è sempre questo istinto sataresco di l'autore che risorte per cosa i due personaggi, ma tutto sono fintivi, sei tu che vai a parlare, sei tu che hai l'arte di parlare di Valledicio che lui la dice, c'è questi passaggi di un tartagliolo, che c'è d'amore, di riso, c'è da trovare, e sono più belli che belli. Mi hanno ancora di raccontare ancora, volevo appena approfittare, quando era zitello io, babbo aveva aperto una latteria in Bastia, una cooperativa, e mamma vendeva il latte, e lui comandava Bonelli, questo caruglio che fa il rito per ogni mercato, e vicino c'è un mercato di Bè, si sa che un linguaggio non da chi vede quello che mi avevano educato in casa, dove c'è mica di parolacce, cioè mica parla male, cioè sta zitta a tavolino, basta, fine. Un zidello piglia un latte, quando tu sorti il magazzino schilisce, rompe la bottiglia e la mamma gli dice, ah no, che hai fatto? Hai rotto
più questi è peccato per via che è un succio di tutta la vita, non c'è Cristo. Dunque, penso che da aver scritto questo libro c'era un bisogno, e un bisogno, ecco, allora, mi ripeto, ma quando il prossimo? Allora, il prossimo è fatto già di un ballubetto, ti posso dire ancora poco questo soggetto. Il titolo sarebbe il palazzo di governatore, l'affare si passa sempre in Bastia, gira, si passa sempre in Bastia. Sono cascato un giorno da un documento di una copia sicuramente, di un 1500 avevo preso, non mi ricordo più perché c'è scritto, è parecchi anni che l'ho scritto, e si so l'istruzione segreta che la Repubblica di Genova dava a ogni governatore che veniva in Bastiglia. Dunque l'istruzione segreta per ello, assai interessante da un punto di vista storico, perché c'è tutte le indicazioni vere di Serenissima, di Udoge e di tutti di quelli che comandano la Repubblica di Genova, a un governatore e chi gli dice ce la fa così, qui ce la fa così, qui ce la fa con là, guarda che i corsi ce la trattati così, guarda che così, guarda che con là, che è assai preciso, e che per via di Francisco che è uscito sul documento, è stato giù da padre André Marie, l'ha tradotto e c'è un testo. Allora, io che mi piace abbastanza linguistica, là di un insegnato mica linguistica, ma lingue antiche, c'è da un punto di vista linguistico assai affari interessanti, perché si trovano forme grammaticali che esistono in italiano, che si ritrovano in corso, e dunque è una affare assai interessante. E non da su motivo di qualcosa di su governatore che legge giorno dopo giorno è giunto e legge e scopre l'istruzione segreta, ne approfitto per parlare della vita che si passava al palazzo di governatore. Allora c'è appena definizione bella sicura, ma mi sono appoggiato non da libri storici scritti o da Graziani o chi si trovano nella storia, e ho trovato dunque con istruzione la fizione di una storia di suo governatore, e mi sono appoggiato non da storia vera, e forse perché quando si giudica un'epica, c'è sempre obbligatoriamente questa critica negativa di Geraglio. Quando il re, admettiamo, per un esempio concreto, quando i re sono cascati in Francia e che la Repubblica si è installata, cosa ha fatto? Ha fatto tutto ciò che gli facevano ogni regime, ha detto sotto i re si campava male, erano tutti sculconi, tutti assassini, tutti così, tutti quella, invece che aveva tutte bene. Dopo, quando la Repubblica è cascata e chi è venuto a Napoleone I, non sto con periodo, torna, ci sono stati commenti diversi. Dopo è cascato, dopo Asai, dunque i re sono tornati bene i re, e poi la Repubblica, e ognuno dice male di l'epica che si è passata. Allora, sicuramente che quando i francesi sono giunti in Corsica in 1768, la prima cosa, anche se
c'era da criticare, bella sicura, hanno criticato e hanno fatto criticare il potere genovese. E non penso mica che non ci siano che punti negativi. E dunque, allora, forse non so mica se l'ho fatto, ma vorrei rimettere appena di forse di verità, non sono mica storico, io non sono mica storico, dunque non ho mica, se tu vuoi, non me ne mica parola. Una visione della libertà, finalmente. Per dire se l'affare si passava avanti, non si passava mica avanti. Ma a io penso, sai, quando tu fai un personaggio, tu che scrivi, siamo parecchi qui a scrivere, ti viene l'affezione per il personaggio, anche se non è mica consento. E quando hai finito di scrivere un libro, a me mi è accaduto per i libri, ti viene quasi un pianto, perché un tuo personaggio odiati per esempio in un libro, fin tanto che tu scrivevi, che era vivo, sotto le tue dita, sotto la tua memoria, la tua creazione, dire tu, dire Dio, sì Dio, perché fai campare creature, ma è persone, i personaggi. E poi va a entrare sorte di parole, pensare, essere geloso, essere contento, essere scontento, e poi, ma quando tu giungi alla fine, che tu metti l'ultimo punto all'ultima pagina, un tuo personaggio di fugge, scappa, non è più tuo, e allora ti viene appena questa nostalgia di un personaggio che ti hai fatto vivere e che tu chiodi per esempio in un suo libro. Ti capisco. E vorrebbe di nuovo l'avviso di quelli, come tu dici, che scrivono, e farli parlare un po' anche lì di ciò che ne pensano. E io passo direttamente a quello che è vicino a me. Io gli vedo qualche nota sentendo ciò che ti ha detto. La prima cosa volevo dire che forse che un lettore faceva sempre lo stesso libretto, siamo tutti così, io non come lettore. Quando leggo un romanzo cerco sempre a bene gli elementi di verità che c'è sul romanzo. Per esempio un luogo, ma dice così, ma non è mica così, c'era un ponte, si cerca sempre. E questo penso perché è un mondo cattivo, perché a forza di mistero, ma vengo di cattivo da fare, di cattivo da fare, da fare sotto sul senso così. Al contrario mi pare che cioè piuttosto a bene come è composto un romanzo, che scrittura c'è, ciò che lo porta in noi, eccetera, eccetera. Sono elementi più positivi, mi pare più creativi, che di cercare di vedere se c'è verità o no. Per esempio un suo romanzo che odia che lì tornano da Cittadella o vicino al teatro, dal Barolo mica dall'altra, di interessante dal punto di vista di un pittoresco se vuole, ma boh, non è mica questa la qualità del romanzo. La qualità del romanzo è ciò che abbiamo detto dopo, di l'organizzazione, una specie di d'opera, una specie di teatro, queste scene corte, capitoli corti, un dialogismo che è messo in ballo, tutta questa ricchezza della lingua, intesa da questo punto di vista. Ma io che cerca sempre a trovare in un romanzo elementi di realtà, soprattutto di su romanzi racconta affari vecchi e che troviamo 20 anni dopo, non può più essere fatto lo stesso. Dunque è sicuro non può mica essere una strada da costo di un romanzo che fosse veramente buona, da pensare a me. Ma boh, siamo tutti così, io, quando abbiamo letto un romanzo d'odio quando Rinaldi scrivia, si diceva, ma che polemica, ma non si chiama mica così un magazzino che lui dice, ma questa è la letteratura mi pare che
a un altro livello che questo gusti, o se no un documentario, allora non sta a fare, ma non è mica un documentario, abbiamo sempre un romanzo come se fosse un documentario, e vuol dire che non ha a fare per una volta che un romanzo non è mica un documentario, allora mi direi perché scrive un romanzo tanto? Beh, a questo punto va per mostrare a sta fare, per mostrare che, posto che è una finzione, approfittiamo il fatto che sia finzione, per saltare al di là della realtà, forse mostrando così una vera realtà. Ma la realtà del romanziere non è che vera realtà storica, e forse più un punto di vista che suppone anche oggi o completa o documenteria di più a storia veramente conosciuta e ufficiale, siamo di bar. E il primo elemento vuol dire. Io sono mal pensato perché ha parlato come così nell'altro. A me mi è venuto in capo un titolo di un italiano, non mi ricordo più esattamente di un nome l'autore, mi pare che lo sia Cesare Pavese, Piccoli racconti di un mondo perso, no? Mi pare, no? Cesare. Bon, in tutti i casi ho pensato ok perché sono piccoli racconti, allora va a sapere di un mondo perso, no? Tutto questo ha parlato appena Elmo di nostalgia, melancolia, tutto questo è smarrito completamente. Allora se tutto questo è smarrito, la tua virtù a te, ti deve aver fatto in maniera che lo campi sempre. E c'è qui la ricchezza di scrittura, che permette di viaggio che quando si tratta di un piccolo popolo che fa, che conta storie, un parole non mica importante, ma sono importanti perché c'è tutta una realtà culturale che si mostra così. E tu hai fatto in maniera che questa realtà culturale, ci siamo due, perché ora questa realtà culturale così è diventata qualcosa che esisterà anche se è smarrita. E sarà più bella che la realtà. A me tu hai parlato di personaggi e tu sei appena appirandello così, un personaggio che ti scappa e che diventa un personaggio che vive, che campa, che non ha più nulla da bere forse anche con l'autore. Allora parli di rapporti di quelli che scrive con i personaggi, beh, c'è antipatia, c'è zerga, e poi alla fine tutti i due personaggi se ne vanno, e allora i due se ne vanno verso il passato, ritrovano un passato che forse, non so mica esattamente, non conosco mica dopo Bastia, non so mica se li continuate a parlare appena così, ma mi pare che certe realtà si ritroveranno sicuramente. In tutti i casi c'è una specie di cultura, di un piccolo mondo che uso codice per quello che appena vorrestero, forse, se non c'era la scrittura, non c'entra mica. Invece che la scrittura permette al lettore che vede la storia dentro questi, in questo piccolo mondo perso. Voilà. Dunque ti ringrazio. Ti ringrazio a te. Voglio dire, è vero che la storia, come l'ha detto Giacomo, è una storia che rigola a 30-40 anni fa, è vera, ma c'è una specie di permanenza storica e societaria che fa che su spirito e parecchie infrasate formule che sono usate qui si ritrovano, e lo spirito che si trova nel suo libro non è mica sparito, anche di grazia in Bastiglia. Dunque è vero che c'è un ritorno verso il passato, ma per certi affari, per fatti storici, per la sicura, che sono datati, questa sì, ma se tu vuoi, penso che un romanzo sia sempre d'attualità, perché lo spirito e sa maniera di scambiare e poi c'è una parola che non è manco detto, che è la parola magagna. La magagna esiste sempre e assai, e dunque è passato, scusate, manco moderno e attuale. Ma continua appena da
da questo filo qui, dando la parola a Paolo De Santi, posto che, bon, l'avete capito, la prima parte di questo momento di scontro in giro a Giorgio De Zerbi era piuttosto consacrato a un nuovo romanzo, aspettando quell'altro che in via, in buona via, e era previsto di una stonda che allargheremo un po' il dibattito, ma in un primo tempo abbiamo pedato su momento di lei con Paolo De Santi che ha lampato un sguardo da ciò che sapeva per bene a ben a dire un'opera, di Giorgio De Zerbi, pubblicando un altro romanzo e dandoci quantunque a tutta questa divizia e in via di portarci un'opera e tanto lo sguardo cambia attraverso un inserimento più largo nella letteratura corsa che ne abbiamo la metà giusto dopo il parere. Ma non è che un parere giustamente, soprattutto rimarche che un'analisi che fesse la vinta di tutto, ma sembra che ci sarebbe troppo da dire. Ma intanto, bon, prima ciò che voglio dire è che sono contento di partecipare perché penso che siamo quasi tutti nello stesso caso, quando non c'è un libro a critica è difficile da sentire, non c'è gente che dice è straordinario, è magnifico, ma attenzione, non dico mica una critica degli stessi, ma voglio dire è importante. C'era forse un altro punto che era importante, penso sempre a questa piccola rimarca di Don Gide che parla di suo romanzo e dice finalmente ciò che mi interessa a me non è che tanto che mi dicessero ciò che sapevo e messo in un libro, ma piuttosto che mi dicessero ciò che non sapevo mica era messo, e questo mi sempre ferma a mente, cioè che siamo nello stesso caso. Ma tanto, per ripetere un po' il discorso, prima sono mica tanto da consente con Guido. Sono mica da consente per un affare quando lo dici finalmente è un romanzo bastiaccio, in cui succio bastiaccio, in cui spirito bastiaccio. E io so buttare a veso, una giovane nuda che verrà in Bastia finalmente, e intanto ci ho preso un vero piacere perché ci ho ritrovato lo spirito corso finalmente, è un romanzo corso, in quel momento ci volesse comunque così, chiuderlo in un ambito preciso, vale per tutti, mi pare. Ma intanto per ripetere un discorso senza essere troppo lunghetto, la Ioletta quando sono asciutti questi libri, e ciò che mi era fermo finalmente in mente, ma sono l'ultima pagina, il primo, era finalmente un po' un romanzo classico, venerdì un romanzo in cui la cronologia era rispettata, in cui c'era uno sforzo di narrazione che veniva finalmente sempre gli stessi, a terza persona e quantunque un punto di vista che si vedono i personaggi. E dunque ne ero fermo qui dicendomi, siamo un po' la vitesse de croisière del romanzo, vabbè. Dopo, quando l'amico Thierry mi ha detto, vieni partecipare un po' sull'occhio, ho riletto. Dunque, tanto è stato diverso, è arrivato un po' come diamo un fusino, mi sono detto finalmente, comunque, chi è questa struttura lì e come via. E tanto mi sono detto, no, non sarà mica rivoluzionario sul romanzo, e intanto ci sono piccoli momenti e piccoli mini-ghitti che facciano la sua originalità e una bella originalità, ciò che spiego piacere, forse ci ha più preso, mi pare. E dunque, per esempio, mi sono detto, ecco, in uno sviluppo della storia ci sono parecchi momenti in cui lo scrittore, o piuttosto il personaggio, volta verso il passato. Si dice quando ero giovane, facevo tale e tale affare, c'erano i giochi di cittadini, eccetera. Allora, è un po' complicato da fare, ma se voi volete, sono stato studente, di nuovo me ne vengo un professore che ci contava che quando c'è una struttura è interessante, perché finalmente veniva lo strutturalismo, la struttura è sempre una maniera di poter da un'analisi o fare un riassunto di un libro che si rivede, ma sul professore più stava attenzione quando c'è un divetto nella struttura, e forse è qui che il testo parla di più che ciò che voi volete dire. Allora, è arrivata esperienza in cui, massimo in quell'ultima pagina, mi sono detto, ecco, un momento dato c'è un cambiamento di struttura quando due volte andare, e ogni volta che voi dite di sta affare ci sono 4 passaggi così, ogni volta che gli dite l'affare vi dite, è piuttosto un ricordo personale che un ricordo del personaggio, ma come posso mostrare? Allora, vedete, sono cascato 3 esempi che sono un po' speciali, ma mi sono detto, un narratore non fa mica nell'ultima pagina, e un momento dato
è una questione allo stesso tempo. Un capitolo 5 che schema non dà finalmente ciò che si potrebbe chiamare un lapsus, un trovato titolo. Quando noi i vediamo, diciamo, parlando dell'affare, non dico né più a terza persona, io, no. Capitolo 9, stessa affare, volte che abbiamo passato stavolta di noi giocavamo a tiro, mi pare. A tiro, Non è più, giocavano e giocavano. Dopo c'è un altro affare, capitolo 13, più tardi di luglio, quando noi eravamo in tempo di risurrezione. E dopo infine capitolo 20, lapsus, non so che sia, un lapsus, no? Ci giocava a cuore da tutti quanti, c'era un piede pare metti capito. Poi sono espressione, ma allo stesso tempo è quanto un neo che affacca così. E allora mi pare interessante mi casuro così, perché la buona fortuna di cascare ciò che può essere un lapsus, ma piuttosto perché vorrei dire che questa struttura non è mica così classica, al contrario, c'è qualcosa in più che viene ogni volta mischiato, ma non so mica diciamo i pinzetti. Il secondo punto, sempre piuttosto davanti all'ultima pagina, è che mi sono detto, rivoluzionario nero, d'accordo, intanto ogni volta che viene dipinto, per esempio, una situazione, c'è, e questo si capisce per via forse della formazione, c'è su st'opera, piuttosto questi motivi di opere musicali che affaccano. C'è Turrido, Cavalleria Rusticana, eccetera, eccetera. E ogni tanto mi sono detto, ma finalmente mi domando se non c'è mica un sottostrato nel suo libro, ve ne una doppia lettura possibile, ve ne che è stato fatto piuttosto come un romanzo dell'opera musicale, e non è mica questa la struttura stessa del libro. E tanto mi sono detto, no, mi sono sbagliato, è proprio originale sul testo, e c'è sta fonte qui in più. Mi dicevete, E infine, terzo punto, dopo compio, c'è quantunque di noi una volontà di parlare di parole stesse, messi sempre in ponte, e questo è di nuovo abbastanza interessante. Per esempio, non so che se la ritrovate, se nella prima pagina, quando Anton Paolo, personaggio dell'ultima pagina, fa, dice pilota sì, e dunque gli dice, passa davanti al liceo di Stato Giovante di Casabianca, e dice il personaggio, non si chiama più Barba e Fulicero, andavo da sì, no, lo chiamano Vango, non era mica un uomo che l'aveva detto, ma pensò che le cose erano come per la gente, avevano un nome, ma erano chiamati per cognome allo suo corso. E sto passevena così tra ciò che è una parola e ciò che è una realtà, e quindi non un ritiro che si ritrova che solo nell'ultima pagina, ma non forse dell'altro libro, mi è parso. E infine, per compiere c'era di un affare che, una volta che li ho letti i tre, mi sono detto, un intaglio è bello largo, perché prima è un po' un romanzo di modo cittadino, dopo un romanzo piuttosto di campagna, ho riunito, dopo è piuttosto un verso comico nell'ultimo punto. Intanto tutte e tre viaggiano forse in quella stessa materia, ciò che ti dite con l'ultimo libro, anche a 10 aveva lo stesso senso, ma ne dico, ogni volta c'è qualcosa da rete, un sottostrato letterario che faccia che si libra, e non c'è mica leggere in modo onnisciente letterario, c'è sempre la possibilità di una doppia lettura, e in un caso personale ho piacere che ci pido vede forse di sta a fare, ma dite se mi sono lompato troppo scimmetta. Ma all'ingrosso ecco un po' ci sarebbe da dire molto di più, ma per esempio per lapsus. Per lapsus. Allora, vogliamo che non mica si tratta mica di fare un paragone, vogliamo che è stata fatta la prima lezione a Sorbonne in Parigi, non a Aragon, Bue d'Aragon, che era sempre vivo. E dunque il professore ha fatto la sua lezione e Aragon all'unità da Aragon. E Aragon è andato per la sicura, senza il primo corso, non la sua opera. E è stato sempre il professore che ha spiegato la vita,
letteratura, le idee, tutto. E dopo il corso è finito, Aragon è sortito e si sono lampati in Antaella, hanno detto allora cosa ne pensate di questo corso di questo professore nella vostra opera, eccetera. Allora ha detto beh, è terribile, mai hai pensato che hai scritto tanto affari. Allora dice gli ho detto mica un paragone, ma ci sono un'epoca di affari che sono incoscienti. Allora è vero che ritrovo a sotto storia di radio, letteraria o storica o di musica o culturale, è vera, penso che chi ha appena un scheletro di ogni romanzo e allora sono obbligato, mi pare che abbia delle ragione. Allora, per un lapsus, siccome io ho un lapsus, non me ne sono mica accorto. Dunque, io penso che, ed è ragione con questi, invece di usare a terza persona a lavorare, ho utilizzato la prima plurale. Dunque, parecchie volte. Dunque, è difficile per un autore che principia, giusto che era un primo romanzo, di tenere tutto sottomesso, di pigliare distanze di giole, di va entrare cosa è parte perché in tutti e tre i romanzi, me l'assicura, ci sono io, più o meno, e mica dare forse a un personaggio maschile, maschio, di primo piano, ma forse anche dare ad una donna o dare a un personaggio secondario. Quando Flaubert ha detto Madame Bovary c'est moi, vuole dire cosa vuole dire. Dunque è vero, allora mi scuso per il lapsus, ma è vero che non è mica delusa a distanza e forse mi dite che sarebbe anche un punto positivo, dunque tanto meglio. Ma per il resto so come Aragon non sapeva mica che ha scritto tanto affare. Di sicuro ha risposto non è mica soddisfacente come l'abitudine in questi casi qui, ma in tutti i casi riteniamo di noi che c'è un'andatura doppia torna lì perché mi allarga appena a un romanzo una letteratura corsa, ma forse un ultimo punto l'opera che è torna lì in via, speriamo che ci sarà torna a 6 romanzi. Io se faccio un conto all'ingrosso, l'ultima pagina era piuttosto un tema di un ritorno, uno che era campato un continente, che bene, con la tematica di un specchio, di ciò che gli è rimandato dalla società a questo momento qui. Un rinvito di collaborazione si tramuta, qui non siamo più in Bastia, ma piuttosto in Bozio come un titolo ci dà. E qui è più un romanzo mica patrimoniale, ma qualcosa che va a cercare 100 anni di storia e chi cerca una verità del passato. Dopo voltiamo in Bastia con a Magagna, non so mica se si può, senza avere disprezzo o a costo peggiorativo, se si può parlare di romanzo dialettale ammontolato, posto che c'è l'idea di noi di da su specchio
Samagagna, che mal l'hai precisata, ferma quantunque d'attualità, posto che si può perdere un po' di elementi della lingua, ma Amagagna, lo spirito, può firmare quantunque assai bastiaggio o assai corso, finalmente. E poi l'abbiamo scoperta oggi, c'è ciò che avviene con ciò che si chiama il palazzo del governatore o di governatore, di un governatore, ma poco premi qui. Allora, il Bolivasico che so, in la riabilitazione finalmente di genuesi e finalmente è qualcosa da assai iconoclasto finalmente in un modo della letteratura oggi. Quantunque a finire per porre la questione, tutto che ci dà un ampio, un universo romanzesco o allora è qualcosa che si lascia andare così a un filo di primuri di un uomo, o allora c'è un filo di un romanziero qui in un universo un ampio da. C'è un filo, come l'ha detto Paolo di prima, c'è una progressione come dice Radio, cronologica, merci, una progressione cronologica e dunque c'è un argomento che si sviluppa con ogni volta un'epoca di cose che vengono in sovrappiù e dice Radio, per l'ultima pagina, io il tema di un ritorno, ma mica solo, da me, il tema di noi, di la creazione di una situazione politica nuova. Dunque, di una persona che un'amica si è aiutato ed è contraria all'evoluzione politica, soprattutto da un punto di vista nazionalista, e che è avversario di queste idee così e che finalmente ha solo lasciato nel romanzo dell'ultima pagina, ha solo lasciato libero il lettore di scegliere se Anton Paolo, come si chiama Anton Paolo, se Anton Paolo finalmente ha detto di sì o di no a queste persone che lo chiamano e che sono sicuramente o di un fronte di liberazione o di qualcosa e che dice poi rientri con noi perché hai aiutato i giovani che forse abbiamo bisogno anche di te, ma tocca al lettore a dire da me ha risposto di sì o da me no, lascio il lettore libero. A prima volta voleva dare la risposta, pensava, voleva dire finalmente alle persone che lo chiamano dice bon vabbè entro anche io nella lotta e poi dopo mi sono ripigliato e ho detto lasciamo il lettore libero di scegliere di Perello cosa è la risposta ma non posto parecchie volte a questione perché la gente quando gli leggono un romanzo vogliono sapere la storia di no e mi hanno detto ma finalmente alla fine un tipo entra o il personaggio principale entra decidi tu. Sì, tocca al lettore tanto di impossessarsi di storia. Ho saputo che a questo momento qui di un momento spartuto e che ci campa, nel pubblico c'è qualcosa da Monsieur Coissou. Si vous permettez, bonjour, j'ai du mal à suivre, mais en ce qui concerne le roman, j'avais posé, je ne sais plus où, un jour à Alexandre Jardin la question, il avait écrit un roman, donc il en a écrit plusieurs. Est-ce que c'est un roman vrai ou un vrai roman? Il m'a dit, je ne réponds pas à cette question. Alors, pour rejoindre Jacques Fouzina, je crois que dans le roman, il ne faut pas tellement chercher la vérité, en quelque sorte. Je ne sais plus qui est-ce qui disait que la vérité, plus on l'approche, c'est comme l'horizon et elle s'éloigne. Alors, bon. Mais une deuxième remarque, sous forme de question, encore une fois, savoir que je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait par rapport au théâtre, puisque tu n'avais pas lu le théâtre,
je crois que c'est Camille de Peretti, comédienne de théâtre et écrivain, dit que c'est toujours un bonheur de voir tomber les masques et de s'apercevoir que les gens nous préfèrent déguisés, alors que dans le roman, il y a une espèce de masque, un peu comme dans le théâtre, c'est comédien de théâtre, vous voyez, je ne sais pas, hein, pour que le roman soit un vrai roman, en quelque sorte, où le lecteur puisse se faire une idée, puisse essayer de chercher, comprendre la vérité, je ne sais pas, essayer de trouver la vérité, là. Alors moi, je ne sais pas si j'y suis arrivé, certainement pas. Je pense qu'il y a les deux parts. Il y a effectivement la vérité du personnage, et puis il y a le masque qui peut tomber ou ne pas tomber. Effectivement, vous avez raison. Il faut suffisamment de réalité pour que ce soit convaincant et vraisemblable, et suffisamment de fiction pour que l'histoire mérite d'être racontée, me semble-t-il. Et donc, je crois qu'on a ces deux points d'appui, la réalité et la fiction qui se mélangent. Et je crois que finalement, lorsque l'osmose se... Je ne parle pas pour moi, je parle de manière générale. Hein, lorsque l'osmose se réalise et qu'on se dit que le lecteur ne sait plus si c'est ce qui relève de la réalité, ce qui relève de la fiction, je crois que, enfin, me semble-t-il, je crois que c'est un point important gagné par l'auteur.